12° incontro di questo festival è dedicato a una tematica che abbiamo già affrontato l'anno scorso, in un'occasione della prima edizione del nostro festival, la presenza della criminalità organizzata nei nostri territori, quelli del Nord-Est. Una presenza silenziosa che però si è insediata negli anni con sempre maggiore costanza negli affari e nella politica del Veneto e del Friuli. Ne parliamo con Luana De Francisco, giornalista del Messaggero Veneto e Repubblica, che ha scritto alcune clamorose inchieste su questo argomento che svelano ben più di quanto possiamo anche lontanamente immaginare, e Giuliano Gargano, giornalista e presidente dell'Ordine dei giornalisti del Veneto, che ci onora della sua presenza al nostro festival. Modera l'incontro Ernesto Kiffer. Grazie, un applauso per i nostri ospiti. Specifico subito Giuliano Gargano, ma sono abituato anch'io con il mio cognome a sentirlo spesso declinato in diversi modi. Grazie ovviamente a Sofia Bulgarini che ci ha presentato, grazie ovviamente a Luana De Francisco e a Giuliano Gargano che sono qui e che ci permettono di parlare di un, scusate lo stacco, di un... cerchiamo di non farci male perché sarebbe abbastanza divertente. Di un argomento che, come abbiamo sottolineato nella presentazione, abbiamo già trattato qui al festival l'anno scorso e che vorremmo approfondire ulteriormente con i nostri ospiti oggi. Allora, Luana De Francisco ha scritto in particolare 2 libri, Mafia Nord-Est e Crimini al Nord-Est, che trovate peraltro entrambi qui fuori al banchetto dei libri, se vi può interessare. Poi immagino che Luana sia disponibile a fare il classico firma copie finale, ma siamo qui innanzitutto per capire alcuni degli aspetti legati appunto alla criminalità organizzata nel nostro paese. Luana, in una frase di Mafia Nord-Est nell'introduzione mi ha colpito questa frase. Dici testualmente che nel Nord-Est non c'è la mafia, ma ci sono tutte le mafie. Ci spieghi cosa intendi con questa frase? Già. Allora, intanto grazie veramente, perché quando mi hai contattata qualche mese fa ho accettato subito, come ricordi, per il piacere di essere in una città importante e bella come Verona e a un festival che crescerà, come diceva giustamente il mio compaesano Luca Perrino, che già è grande. E lasciami precisare, è un'affermazione mia, ma l'onore a tutti, anche ai miei colleghi, perché Mafia Nord-Est è stato scritto a 6 mani con Giampiero Rossi e Ugo Di Nello, Crimini a Nord-Est insieme allo stesso Ugo Di Nello, che è di Venezia. E Giampiero Rossi invece è un collega che abita a Milano e adesso lavora al Corriere della Sera. Allora, tutte le mafie, cosa ti devo rispondere? Certo che tutte quante le mafie, perché in tutta Italia, dal sud al nord, al nord-est, c'è spazio per tutti. Perché c'è spazio per tutti? Perché ci sono occasioni di affari per tutti e perché la mafia, con un'espressione che forse avrete già sentito, che è assolutamente calzante, la mafia di cui si parla adesso, no, di cui si parla, la mafia che ci circonda adesso è una mafia liquida, nel senso che come l'acqua si infiltra, si insinua dappertutto nei gangli della società. E perché evidentemente se la mafia è un'organizzazione, un'impresa, una SpA che punta a fare soldi, non c'è cartello autostradale che possa fermarlo, non c'è limite, non c'è latitudine, ma non c'è neanche anticorpo che possa fermarla, altro luogo comune, no? Che ha portato poi a questa retorica del fatto e a questo pregiudizio positivo, a quest'idea dell'isola felice, soprattutto in Friuli Venezia Giulia, la regione da cui vengo io. Comunque insomma questa retorica del bello, siamo circondati dal bello e quindi qua non ci può essere il brutto, quindi qua non ci può essere la mafia, e niente di più inverosimile, direi, non falso ma inverosimile. E ci sono tutte le mafie perché appunto se arriva la camorra non si capisce se c'è spazio per tutti, perché non debba arrivare anche l''ndrangheta, non debba arrivare o esserci già perché c'era prima di tutti la Cosa Nostra. E ci sono tutte le mafie perché lo stanno dimostrando pian pianino in passato, quasi a ritmo continuo negli ultimi anni, le inchieste giudiziarie.
e quindi da quelle che potevano essere delle inferenze, se vogliamo, siamo passati proprio a fatti, a nomi, a cognomi, a luoghi. Se ci pensate, accendete il televisore, e ascoltate la notizia sulla maxi operazione sulla retata, o aprite i giornali quotidiani, e tante volte, cioè il più delle volte, gli arresti vengono fatti, gli arresti dei nomi grossi vengono fatti, prima anzi soprattutto venivano fatti al sud, e qui c'erano soltanto le note, qui si arrivava per effetto dei sequestri di capannoni, di cose, di immobili, di aziende, eccetera. Invece adesso sia gli arresti che quindi le misure di custodia cautelare, tanto quanto i sequestri, si realizzano sul nostro territorio, e questo ai noi comunque ritengono le forze dell'ordine, e lo ritengo anch'io da quello che ho potuto vedere, delle idee che vi sono fatte, è veramente soltanto la punta di un iceberg che purtroppo peraltro la cui base purtroppo si è anche sciolta nel frattempo. In che senso? Nel senso che il problema qual è? Se passa troppo tempo, lasciamo perdere la prescrizione, no? Prima tu lo devi individuare e provare, no? un reato, ma se passa troppo tempo come fai a dimostrarlo? Le intercettazioni ormai sono fuori tempo massimo, e seppure tu intercetti uno che dice oh ammazza, ti ricordi quando io, no? Perché tante volte loro se la raccontano, no? Vengono sentiti in cuffia che se la raccontano di quando esibiscono i muscoli, quando 20 anni fa feci questo, quando ti ricordi quando... voci, chiacchiere, però non c'è più tempo, non c'è più modo per dimostrarlo, e quindi quell'iceberg alla base è sempre più purtroppo sfaldata per noi che vogliamo sapere. Prima di passare anche a chiedere alcune cose a Giuliano, volevo però chiederti di definirci esattamente che cos'è la mafia oggi, perché nell'immaginario collettivo c'è ancora forse quello un po' cinematografico, no? Per certi aspetti. Invece oggi il mafioso si presenta in giacca e cravatta e con l'avvocato a fianco il più delle volte. A volte è lo stesso avvocato che è intermediario di imprenditori mafiosi. Insomma, è difficilissimo anche da riconoscere per certi aspetti, o no? Hai assolutamente colto la difficoltà, il problema, uno dei problemi chiave, no, oggigiorno. Certo, chiariamolo, perché per quanto se ne parli, a parte non se ne parla mai abbastanza, no? Diceva Borsellino, parlatene sempre, dovunque, in ogni circostanza e occasione, ma al di là di questo se ne parla, ma noi lo sentiamo, torno a prima, distrattamente in televisione, sfogliando distrattamente una pagina di giornale, ma poi il giorno dopo non troveremo più quella notizia e quindi l'abbiamo dimenticato, e quindi quello che ci resta è la parola mafia e l'immagine che, come dicevi, nell'immaginario collettivo resta a noi. E invece no, la mafia, un po' io direi forse dai tempi, dall'epoca di Mafia Capitale, quindi 2014-15 e avanti, è un po', ci siamo forse un po' ricalibrati, nel senso che abbiamo capito innanzitutto che la mafia può arrivare fino a Roma, pensa tu, fino a Roma. In realtà la mafia, appunto, abbiamo detto, ha risalito tutta quanta la penisola, ma la mafia è anche altra cosa, no? Nel caso di Mafia Capitale, che poi purtroppo con tutti, no, la fase ondivaga legata agli esiti processuali, è mafia, non è mafia, eccetera. Questo poi attiene a un altro problema, che è quello della qualificazione del reato, il 416 bis, che necessiterebbe, e non sono io a dirlo, ma lo dicono gli addetti ai lavori, ma l'ultima parola poi, l'ultimo colpo di penna spetta al legislatore, è una qualificazione giuridica che andrebbe assolutamente aggiornata ai tempi, proprio perché la mafia non è più soltanto e soprattutto la mafia che uccide, che fa sangue, che fa stragi, che fa incendi, non è più quella delle stragi evidentemente, ma neanche al sud. Forse, ecco, sicuramente in Messico, insomma in Sud America, ecco, lì c'è ancora un altro tipo di mafia efferata, ma la mafia che abbiamo noi in casa è un'altra cosa, è una mafia che non si pone più in conflitto, in una situazione conflittuale con lo Stato e con le istituzioni, ma anzi cerca un dialogo, è una mafia che cerca alleanze e quindi si mimetizza. Ma perché questo?
perché è una mafia che ambisce, ecco, il punto centrale qual è? Il core business oggi delle mafie, posto che hanno un sacco di soldi e che tutti quei soldi sono frutto di attività illecite, prevalentemente quelli classici, traffico di droga, estorsioni, fatture per operazioni, tutta la gamma dei reati finanziari. Quei soldi poi però li devi mettere in circolo, no? Li devi investire. E dove li vai a investire? Li vai a investire in regioni che sono, se vogliamo, questo sì, ancora vergini, nel senso che tu puoi portare denari sporchi, ma grazie all'intermediazione dei professionisti, dei liberi professionisti, ma anche di non soltanto del commercialista, del dottore commercialista, del ragioniere, dell'avvocato, del notaio, ma anche dell'informatico, anche del collaudatore, tutta una serie di figure che hanno le professionalità per sopperire alle deficienze, alle carenze, insomma, del mafioso che ha le sacche di denaro e dice tieni, trasformali in soldi che possano circolare. E ecco che quindi, dicevo, arrivano e investono in una regione come la nostra con questa intermediazione. E allora dici, sì, è in giacca e cravatta, non ha la lupara, e magari non si presenta lui con nome e cognome Totorina, ma con nome e cognome Paolo Rossi, che è un avvocato Paolo Rossi. Come faccio a riconoscerlo? E la grande scommessa è questa. Tu hai un nemico invisibile, tu cittadino, perché tu per primo non sai che il papà del tuo compagno di classe che porta il bambino la mattina a scuola è uno che, oltre a venire a teatro con te, oltre a essere il presidente oppure uno degli sponsor della squadra di calcio e oltre a essere tante altre cose, è anche uno che o spaccia o gestisce gli spacci di traffici di droga o si mette al servizio di questi reati, questa serie di reati, questa girandola di reati finanziari. Ecco, tu cittadino cosa ne sai? Gli investigatori invece ci stanno mettendo assolutamente del proprio perché tanto evolve la criminalità, altrettanto evolve anche, si affinano le tecniche investigative. Giuliano, ti vedo con una pila di libri, fra cui ovviamente uno è di Luana. Parlando ieri mi raccontavi che ti eri imbattuto in statistiche particolari, no? Vogliamo citare qualche numero, se sei d'accordo? O comunque affrontiamo anche dal tuo punto di vista, no, questo argomento. Spero che si senta, sì. Scusate, è il terzo convegno che faccio in 36 ore, quindi sono un po' a corto di voce, mi perdonerete. Sì, i numeri, casualmente ieri in ufficio mi è arrivato questo libro del professor Antonio Parbonetti, è un docente di economia aziendale all'Università di Padova, che si intitola La presenza delle mafie nell'economia, profili e modelli operativi. È un manuale universitario, però sulla criminalità, con dei numeri che sono spaventosi, perché se scopri che guardando la distribuzione per regione del numero di aziende criminali, il Veneto ha il 19,5% delle aziende criminali d'Italia, ti fai qualche domanda. Una su 5 praticamente. Una su 5 sta in Veneto. Certo, il sud e le isole fanno il 34%, ma tutte assieme, ma il Veneto fa il 19%, la Lombardia il 16%. Ci chiediamo perché. Luana un attimo fa diceva tutti questi soldi da ripulire, da investire, vengono portati nelle regioni vergini, ma non in tutte le regioni, nelle regioni ricche soprattutto, nelle regioni in cui c'è un tessuto imprenditoriale ricco, diffuso, come il Veneto, come il Nord-Est. Siamo tutti testimoni di questo miracolo del Nord-Est che ha interessato queste regioni nell'ultimo trentennio. Era la sede ideale dove investire i soldi della malavita, perché qui c'erano i soldi. Si cerca di importare i metodi mafiosi dove c'è ricchezza. È più facile, è molto più difficile inserirsi in contesti di povertà. E succede anche lì, ma il meccanismo è diverso. Dovremmo fare un passo indietro a 40-50 anni fa, quando negli anni 70 i primi mafiosi riconosciuti così venivano mandati al confino nelle regioni del nord e forse hanno
nelle carceri delle nostre regioni. Non erano le carceri di oggi, le informazioni e i messaggi uscivano con più facilità, hanno insegnato il mestiere a tanti malavitosi di qua. La storia della Mala del Brenta vicino Venezia, Felice Maniero, nasce così, da rapporti fra la mafia siciliana che ha insegnato il mestiere ai mafiosi che poi hanno adottato quei metodi. Io quest'anno, a ottobre, compirò 30 anni di Veneto, ma sono nato in Sicilia, ho vissuto i primi 18 anni della mia vita lì, poi per motivi di studio sono venuto qui e quindi ho vissuto anche un contesto diverso, un'epoca diversa. Fra i libri che ho portato c'è questo di Giuseppe Fava, che era un giornalista di Catania. La rivista si chiamava I Siciliani e lui è stato ucciso dalla mafia nel 1984, io ero bambino ma ero rimasto colpito e poi rileggendo negli anni, tra l'altro Catania negli anni '80 era una città ricca, molto evoluta, con una bella università, ma era sempre una città da 300.000 abitanti, non era una grande metropoli, ci si conosceva tutti. Giuseppe Fava era una persona che noi conoscevamo, quindi quando successe questa cosa fu uno shock. Voi pensate che nei primi giorni, appena commesso l'omicidio, credo sia stato il 5 gennaio o il 5 febbraio, non ricordo, di quell'anno, gli inquirenti dissero è un omicidio passionale di uno che si batteva da 30 anni contro la mafia e non ci fu neanche un funerale pubblico perché non volevano dare spazio a una persona del genere e a un ruolo del genere. Quindi le cose sono molto cambiate. Io vorrei, più che dare i numeri, citare il libro di Luana e un passaggio dell'allora presidente della commissione parlamentare antimafia Rosy Bindi, che è veneta, è stata spesso qui, ha parlato molto di questi temi, che credo spieghi esattamente cos'è la mafia oggi qui rispetto al sud. Lei diceva in quell'occasione: la mafia oggi sa parlare il dialetto veneto perché si avvale della complicità di persone che vivono lì e che non necessariamente appartengono alla malavita. La differenza è che mentre al sud la mafia ostenta la sua forza per suscitare paura, al nord si mimetizza, cerca di non farsi vedere. E non dimentichiamo il fattore più importante: è un sistema che favorisce l'omertà. In Veneto e nelle altre regioni del nord-est ce n'è più che al sud. Solo che nel meridione c'è un'omertà che si basa sulla paura, per questo io ho citato Fava. Al nord invece si cementifica questa omertà sulla base del reciproco interesse economico. Io credo che dobbiamo ragionare su questa trasformazione di cui parlava Luana, cioè di una mafia col colletto bianco che arriva qui per fare affari e che trova purtroppo connivenza. E infatti, Luana, proprio di questo ti volevo chiedere, cioè qui in realtà non c'è disprezzo per la mafia, cioè sia chiaro, tutti qui dentro e fuori da questa sala, però in generale l'imprenditore che riceve la proposta, diciamo, mafiosa di fare affari, 9 su 10 magari dicono di no, ma c'è quello che dice di sì. E c'è quello che è contento che avvenga questa cosa. È uno scenario, diciamo, che mi sono immaginato, oppure è proprio così? No, è assolutamente così, che poi è il teorema che svela un po' il professor Parbonetti, e mi piace anche anticiparvi il fatto che proprio con il professor Parbonetti è stato uno dei nostri interlocutori appunto per Crimini a Nord-Est, e anche uno degli interlocutori mio e di un collega dell'Espresso con cui siamo venuti qualche settimana fa in Veneto a fare un giro per un servizio che l'Espresso ha deciso di dedicare espressamente al Veneto e che non è ancora uscito proprio perché si sta arricchendo è come un puzzle che continua ad arricchirsi e quindi viene procrastinato di domenica e domenica.
E i dati del professor Parbonetti appunto sono una parte pregnante, proprio perché pregnante il messaggio che comunica. È sconcertante, no? Il 20%, e quindi risulta poi alla fine che la maggiore concentrazione di imprese infiltrate, intendiamoci cosa si intende per infiltrate, significa o nelle quali sieda nel consiglio di amministrazione una persona che è stata messa lì dall'organizzazione mafiosa, o in qualche modo comunque l'organizzazione mafiosa è riuscita ad avere una testa di ponte, che so, attraverso un geometra che ha comunque fatto entrare nella compagine di quell'impresa, o è un'azienda che semplicemente, molto più anzi efficacemente, è stata rastrellata, era un'azienda decotta sull'orlo della liquidazione piuttosto che del fallimento, e quindi è stata acquistata per diventare funzionale a che cosa? Ha un interesse, questo è un altro degli elementi interessantissimi che emergono dal rapporto del professor Parbonetti, e apro un'altra parentesi. Parlando con il professor Parbonetti e poi ritornando nella mia regione e osservando, prima si chiedeva dei media, i media come trattano questa problematica, questo fenomeno, ma mi sono detta, il fenomeno mafioso è talmente innervato oramai nella nostra economia, perché di questo stiamo parlando, no? di una mafia, di gruppi criminali che si infiltrano, come dicevo, per relazionarsi con il territorio, per non soltanto investire, ma aumentare, cioè guadagnare con i soldi che hanno investito. E allora bisognerebbe proprio cambiare mentalità, io credo, e pensare come pensa il professor Parbonetti, che è un docente di economia dell'Università di Padova, e proprio perché è docente di economia ha finito per dire, vabbè, ma è talmente strutturale questa cosa, l'ho incontrata talmente tante volte quando analizzavo i bilanci delle aziende, che devo oramai ragionare in un'altra... cioè devo calarmi in un altro ordine di idee. C'è anche la mafia, ci sono anche le aziende mafiose nel nostro contesto, e dicevo, funzionale a che cosa? Appunto questo, non necessariamente, cioè le imprese mafiose presenti a nord-est, in Veneto in particolare, non presentano bilanci particolarmente ricchi, sostanziosi, cioè non sono aziende che viaggiano tanto bene, anzi sono aziende che poi attingono più di tante altre, più che in altre regioni, al sistema creditizio locale. Questo cosa significa? Che vogliono essere semplicemente presenti. Noi siamo qua, e questa è una forma di controllo del territorio che non è più un controllo militare, ma è un controllo economico. Ci siamo, ci interessa per esempio la filiera delle costruzioni, e quindi acquisiamo pian pianino questa, quella e quell'altra, e lo facciamo senza assolutamente destare allarme sociale, perché non è quello il nostro interesse, cioè profilo bassissimo, perché vogliamo partecipare agli appalti pubblici, a tutto, alla vita sociale, per così dire. Scusami se ti interrompo, ma mi ricollego a quello che diceva prima Giuliano, cioè stiamo dicendo in pratica che comunque qualche differenza c'è fra il sud e il nord-est, nel senso che nel sud comunque permane un controllo militare del territorio, magari meno evidente, meno eclatante rispetto a qualche anno fa, ma ancora c'è. Mentre nel nord-est, di questo stiamo parlando, magari c'è anche nel nord-ovest, ma insomma sicuramente si possono assimilare le cose, c'è addirittura l'atteggiamento contrario, mentre giù c'è quasi la volontà di farsi riconoscere in maniera molto esplicita. Qui è esattamente il contrario, si vuole addirittura passare il più inosservati possibile. Sì, e il rapporto, e mi ricollego a quello che mi dicevi tu, il rapporto dell'imprenditore, con cui si pone l'imprenditore con questa nuova realtà, se prima, perché noi siamo in Veneto e siamo gente che è abituata a piegare la schiena, esattamente come Friuli Venezia Giulia, e a lavorare, e lo sappiamo, no? Poi l'imprenditoria veneta è piuttosto
abbiamo assistito alla stagione dei suicidi, no? Piuttosto di veder fallire la mia azienda o di non riuscire più a pagare i miei dipendenti, i miei lavoratori. E quindi prima, fino a qualche tempo fa, era prevalente una chiusura, no, qui gli incendi sono pochi, se vogliamo, gli incendi, perché sono una delle forme di intimidazione più diffuse, perché il cittadino si ribella, lo denuncia, non sta zitto. Al sud no, perché ha paura. Tu mi incendi la frutta e verdura, il negozio, e io sto zitto in mosca. Se viene la polizia, è stata la sigaretta che mi è caduta ed è assolutamente non doloso. Adesso invece, parlo sulla scorta degli esiti delle inchieste giudiziarie, si sta verificando questo fenomeno, si sta allargando, moltiplicando, stiamo assistendo proprio a un effetto moltiplicatore di un atteggiamento invece di attrazione di ricerca da parte dell'imprenditore delle organizzazioni criminali. Perché? Perché la chiave di lettura di tutto è appunto quello di cui parlava il Presidente, la cointeressenza, cioè c'è una convergenza di interessi. Perché? Perché questa è una regione che ha i vertici, anzi la macro regione nord-est e i vertici nazionali purtroppo per reati di natura finanziaria. Lo eravamo già negli anni pre-crisi 2008, penso ai reati societari, ai reati tributari, quindi non si versano le tasse, non si versano le imposte, ai reati legati al mancato versamento delle previdenziali e tutta una serie di cose. Perché uno non versa? Perché fa nero, no? Perché cerca di farsi le scorte di nero. Bene, ma quel nero l'imprenditore come fa poi a metterlo in circolo? Sì, vai al ristorante, se c'hai l'oste compiacente, il ristoratore compiacente, gli paghi la cena, però se hai diverse migliaia di euro, centinaia di migliaia di euro, dopo che ti sei comprato uno yacht, poco altro puoi fare. E quindi chiamano le organizzazioni criminali, dicono: tanto tu già lo fai come attività tua principale di riciclare, tieni un po' anche i miei soldi e ricicla anche i miei. Ed ecco che quindi in Mafia Nord-Est, nel primo ancora, parliamo di una mafia a chiamata. E quindi di un imprenditore che non è più soltanto vittima, ma è un imprenditore che partecipa, anzi, che ha la presunzione di pensare di poter collaborare per un certo tot di tempo, finché ti faccio una fattura, sì, ti fa comodo, mi fa comodo, ti emetto una fattura per operazioni inesistenti, poi basta, amici come prima. E no, perché non hai capito che hai a che fare con un mafioso. E infatti ci sono storie, sui giornali anche veneti sono state pubblicate interviste anche a chi ha avuto poi la disperazione di parlare anche con i giornalisti e raccontare la storia dei prestiti a usura o piuttosto che di altre situazioni simili. Una domanda veloce con una risposta veloce. Ci sono differenze anche all'interno del nord-est, cioè fra Veneto, Friuli e Trentino Alto Adige, oppure diciamo che sono tre regioni nell'unica macro regione nord-est assimilabili in tutto e per tutto in queste dinamiche? Io credo che fondamentalmente la dinamica sia sempre la stessa. E devo dire che lo ha detto anche il mio collega Ugo Dinello quando l'anno scorso, 2 anni fa, è venuto in Friuli e abbiamo fatto una serata insieme. E lui diceva: vedete, io sono testimone di quello che succede in Veneto e lo faccio e lo facciamo queste cose proprio anche per cercare di anticipare, cioè di prevenire, facciamo anche prevenzione, no? Perché raccontare significa poi aumentare il livello di consapevolezza anche del cittadino. Io che vengo da Friuli Venezia Giulia devo dire che riscontro io, ma mi è stato detto anche da stessi personaggi del mondo investigativo, uno,
che a lungo è proprio stato sottovalutato per quel discorso che si faceva prima, no? Perché intanto per una mancanza di formazione culturale investigativa. La mafia è una cosa del sud e anche noi stessi carabinieri, poliziotti, eccetera. C'era soltanto la DIA, c'era il presidio della DIA, della Direzione Investigativa Antimafia, che noi abbiamo a Trieste, che fa capo al centro di Padova. E perché l'abbiamo? Perché è stata istituita in forza soprattutto della presenza dei confini. E tra l'altro sono appena stati celebrati anche a Padova, quindi anche in Veneto, i 30 anni della fondazione della DIA. Lo stanno festeggiando in tutti i centri d'Italia e sono venuti anche a Trieste poche settimane prima di Padova. Quindi non si sapeva come riconoscere il fenomeno, perché appunto perché non venivano a ammazzare, no, da noi, anche se ci fu anche da noi un omicidio sul quale permane un dubbio, il dubbio che abbia un'impronta, una mano mafiosa, ma che si è concluso con una spiegazione passionale, una mano passionale. In realtà è sempre una mano passionale, sempre la mano passionale che pulisce tutto, lava via tutto, lava ogni peccato. E quindi sì, ti dico, secondo me noi ci siamo fatti passare sotto il naso tante cose anche perché, ripeto, siamo una terra di confine. Prima il confine c'era, eppure era un colabrodo, perché ci sono fior di nomi di camorristi che sono transitati serenamente facendo poi la bella vita nei casinò dell'oltreconfine. Vuoi perché c'era Felice Maniero che comunque faceva da tramite ed era di casa anche in Friuli Venezia Giulia e in Croazia. E vuoi per i confini, per i soggiorni obbligati, insomma da noi è passato, appunto, ritorno a dire, i confini che sono porta d'ingresso e di passaggio di qualsiasi tipo di merce, legale o in maniera legale, in maniera illegale, quindi anche di armi e di droga. E armi ne sono passate tantissime, di arsenali ne abbiamo avuti, di nascondigli per gli arsenali ne abbiamo avuti tanti. E la storia anche di Gladio, insomma, lo testimonia, lo attesta. Ci sono semplicemente dei buchi, io credo, dei buchi che si spera possano essere colmati. Altrettanto dicasi per il Trentino. E raccontava ad un convegno il procuratore distrettuale di Trieste, il procuratore capo distrettuale di Trieste, che aveva letto, gli era capitati i brogliacci delle intercettazioni di un'inchiesta in corso, mi pare a Trento. E dice, sono sobbalzato, no? Perché questi qua 'ndranghetisti, cioè sono accusati appena cominciata l'indagine, l'inchiesta, e se la ridevano, erano a cena e se la ridevano perché dicevano, pensa tu, siamo qua, ci stiamo conquistando, ora non so che settore, quale settore merceologico, pare che fosse sempre legato all'edilizia, e non si accorgono di niente. Cioè, chi lo sa? Torno dal Presidente Gargano, volevo chiederti, abbiamo appena parlato con una battuta, che poi insomma c'è poco da scherzare effettivamente, di questa mano passionale. Ecco, giornalisti coraggiosi che si occupano di questi temi sono giornalisti che, adesso non voglio preoccupare Luana, però insomma stiamo appunto raccontando di come può essere anche rischioso il mestiere del giornalista che si approccia a questo tipo di tematiche. Quindi la prima domanda che voglio farti è come l'Ordine pensa e sta già pensando di formare i giornalisti su queste tematiche e qual è il livello di tutela che si può in qualche modo pensare di organizzare per loro? L'Ordine fa tante cose ma non questa, per fortuna, perché altrimenti sarebbe veramente complicato. Giornalisti che si occupano di temi delicati ce ne sono tanti, ci sono tanti giornalisti a rischio, coraggiosi, tanti giornalisti minacciati, sotto scorta dalla malavita, ma anche in altri contesti. Noi stiamo venendo fuori, forse, allora veniamo fuori dall'emergenza Covid, non veniamo fuori dalla pandemia, perché dopo 2 anni non la puoi più chiamare emergenza, ora inizia la fase di convivenza. E in questi 2 anni c'è stato di tutto, anche contro i giornalisti che non portavano avanti la verità dei Novax e tutte queste cose che abbiamo sentito. Ma ci sono state aggressioni fisiche ai giornalisti, e
e ci sono invece poi giornalisti che si occupano delle tematiche che segue Luana, che seguono tanti altri colleghi che corrono pericoli ben peggiori. Io vorrei fare, se posso, un passo indietro per chiudere questa contestualizzazione della malavita nel nord-est, pensando anche a quello che può succedere, e che io in questo momento sono addetto stampa di un sindacato e quindi sono a contatto con i lavoratori, con chi lavora nelle aziende, con chi si occupa dei lavoratori nelle aziende. Allora, mi è venuto in mente, mentre parlavamo del fatto che qui si cerca la ricchezza, che c'è questa connivenza perché c'è interesse economico, mi è venuto in mente che la prima intervista che ho fatto nel 97, nel 98, non ricordo esattamente l'anno, a Gian Antonio Stella, celebre collega e giornalista, era per la presentazione di un suo libro che si intitolava Skei, perché, dispiace dirlo, il vero animo del Veneto è fare skei, e questo ha agevolato purtroppo l'immissione di metodologie mafiose e di malavitosi nel nostro tessuto. Quindi pensiamo che qui si è trovato terreno fertile. La cosa che ho vissuto invece in questo biennio, appunto legato alla pandemia, nei settori dell'edilizia soprattutto, e anche Parbonetti lo ricorda nelle sue statistiche, ma nell'agricoltura, nel ciclo dell'acqua e dei rifiuti, che qua in Veneto ha delle strane ombre, è che moltissimi imprenditori in questo biennio si sono trovati a zero. Fabbriche chiuse, impossibilità di lavorare, poco credito, gli aiuti di Stato che a un certo punto finivano, le casse integrazioni. È stata una situazione difficilissima. Vi ricordate, sembra passato un secolo, ma quando c'era quella gara a vedere se tu avevi il codice Ateco giusto per poter lavorare, perché altrimenti eri fermo. E che cosa è successo? Che cosa abbiamo registrato? Che è stato il momento in cui in Veneto c'è stata una rivalsa, un arrivo molto più forte di aiuti mafiosi, aiuti malavitosi. Vengo io a darti i soldi, tu non puoi lavorare? Non ti preoccupare, ti do una mano io. Chi ha compiuto questo passo sa che non ne uscirà per sempre. La paura, il prestito, l'usura, non se ne esce più. Chi cade nelle mani della mafia, della camorra, dell''ndrangheta, dell''ndrina, di qualsiasi forma di malavita organizzata, non ne esce più. Questo è successo in Veneto. Tante aziende, per ripartire, perché non ce la facevano più in modo pulito, si sono rivolte alla malavita, e ne vedremo le conseguenze tra un po'. Tantissimo nell'edilizia, tanto nell'agricoltura. In Veneto l'agricoltura è diffusa, siamo una regione con una grande pianura, tante aziende, certamente non siamo il sud con il caporalato che si vive in Puglia, in Calabria, ma anche qui abbiamo avuto casi del genere, sempre legati all'immissione di denaro liquido che arrivava e che ti aiutava a salvare l'azienda, a pagare gli operai e a impiccarti poi però come conseguenze. Non vorrei fare l'uccello di malaugurio, ma ne parlavo qualche giorno fa con dei colleghi esperti di cose internazionali, e noi ora, dopo la pandemia, viviamo la guerra. Penso ai poveri studenti che fra 30 anni dovranno fare il tema parlami degli anni 2020, 2021, 2022, avranno i capelli così perché è successo di tutto nel giro di 2 anni. Abbiamo la guerra, speriamo finisca presto, ma quello che vediamo sotto gli occhi che cos'è? Che c'è un paese distrutto, l'Ucraina, che è un paese che andrà ricostruito, e che in Italia quanta manodopera nell'edilizia abbiamo che viene da quei paesi, dall'Ucraina. Quelli torneranno a casa per ricostruire il proprio paese e noi ci ritroveremo senza manodopera per fare i nostri lavori. Cosa succederà?
Magari ce lo svelerà Luana nel prossimo libro che la che sta già pensando. Non abbiamo parlato in particolare di Verona. Qualche tempo fa alcune inchieste, anche giornalistiche, penso Report, insomma, hanno acceso un faro su Verona e ad alcune collusioni, diciamo, soprattutto con la mafia calabrese, con l''ndrangheta. Ci puoi dire qualcosa su questo tema e come, insomma, questa collusione politica è radicata in qualche modo, non da pochi anni? No, infatti no, assolutamente da pochi anni l''ndrangheta, la mafia calabrese ha preso piede in particolare in questa provincia e si è appena chiusa peraltro un processo almeno per la parte di imputati che hanno optato per il rito abbreviato, mi riferisco alla inchiesta denominata Isola Scaligera. E si è conclusa l'anno scorso e di recente sono anche state pubblicate le motivazioni, è stata pubblicata la motivazione della sentenza che getta cioè accende appunto una luce su quello che dicevi, su questa fratellanza, su queste collusioni, ecco, chiamiamole con il nome anche giuridico che è stato dato ai reati per cui che sono stati contestati agli imputati con alcune parti delle istituzioni e alcune parti della politica. E mi riferisco in particolare all'ex presidente della municipalizzata Amia di Verona, che è stato coinvolto in questa inchiesta che ci ha dato uno spaccato, ha individuato innanzitutto la presenza di un'andrina, quella della famiglia Giardino, collegati con le famiglie Arena, Nicosia, insomma, parliamo di Isola Caporizzuto, parliamo, ecco sì, di sangue, parliamo di famiglie che hanno un passato di stragi e di faide che hanno spinto tanti mafiosi delle 3 regioni Culla a spostarsi anche, ecco un'altra delle ragioni che ha spinto all'esodo verso il nord, scappare dalle faide interne. Questa inchiesta che ha riconosciuto la mafiosità, quindi almeno in primo grado, poi bisogna vedere poi se il teorema reggerà in secondo e in terzo grado, ha riconosciuto la mafiosità dei personaggi che erano a capo dell'andrina da Giardino in poi, e ai suoi accoliti, combinando pene insomma, anche pesanti, insomma, stiamo parlando di quasi 14 anni, 13 anni e 8 e poi a scendere 11 e via dicendo. E ha coinvolto tra gli altri alcuni personaggi della società civile e non è raro che in queste retate, in queste maxi operazioni vengano attinte anche persone, non soltanto i mafiosi, i bruti e i cattivi, ma anche personaggi della società civile. Eraclea, il caso di Eraclea nel Veneto orientale è assolutamente emblematico in questo senso, a cominciare dall'arresto del sindaco, dell'allora sindaco di Eraclea, che è un avvocato. L'ex della municipalizzata era accusato di collusione, di avere favorito gli interessi della famiglia, per sciocchezze, insomma, per almeno quello che è stato dato accertare a livello investigativo. Poi magari c'è una marea di cose che, non essendo state intercettate, non essendo state poi dichiarate e confessate, rimangono chiuse nel passato. Sì, quindi a fronte di qualche migliaio di euro di tangente favoriva l'assegnazione di corsi di formazione ad una scuola piuttosto che altre cose così, che poi è questo, purtroppo il dramma è questo, che oggigiorno la tangente non è quella delle borsette piene zeppe di vecchie lire, no? Di vecchi milioni di lire, si accontenta, ce l'ha dimostrato anche il caso Palamara, insomma, ma l'ha detto anche Cantone quando era all'epoca presidente capo dell'ANAC, dell'anticorruzione, spiegava come oggigiorno ci si vende per
perché ti vengo a imbiancare la casa, piuttosto che per la vacanza a Cortina, perché siamo in Veneto, a te e alla tua fidanzata, piuttosto che 2000 euro di anello sempre alla fidanzata. Insomma, ci si vende per niente, no? E questo anche è indicativo di quanto... di quanta pochezza, no? Poi inquini, per quanta pochezza venga inquinato un sistema che consente a questi personaggi di andare avanti e di favorire una concorrenza sleale che fa male a tutti, no? Che fa rabbia a chi è genitore, sta facendo studiare il figlio e dice chissà se un domani riuscirà ad arrivare dove. Mi sono persa la domanda, qual era? Verona. Su Verona. Verona, esatto, la Scaliger è una prova provata, ma Verona tra l'altro si trova in una posizione strategica perché fa proprio da cerniera, no? con la Lombardia, e quindi è stata tra le prime a essere interessate dalla colonizzazione dell''ndrangheta, della mafia calabrese, e anche a differenziarsi dalle altre ndrine presenti nel resto della macro regione a nord-est. Ed è stata tra le prime, a immagine e somiglianza di quello che stava succedendo in Lombardia, a cercare appunto a fare questo azzardo, quindi a cercare di non soltanto di conquistare quanto più imprenditoria produttiva, zona produttiva ci fosse sul territorio, ma anche di avvicinarsi, di tentare la scalata nei palazzi delle pubbliche amministrazioni. Non è facile perché chiaramente devi trovare la compiacenza dall'altra parte, però abbiamo detto che non è complicato. Non è complicato. Non è facile, cioè è più facile nel piccolo, è più facile nella piccola pubblica amministrazione, è più facile nella piccola e media impresa piuttosto che in una SPA, che insomma ha un sistema di controllo molto più strutturato. Quindi insomma, e tra l'altro a Verona c'è stato, parlavamo prima delle indagini, del ritardo delle indagini, ritardo che c'è stato anche in una regione come il Veneto, che aveva conosciuto la stagione della mafia del Brenta, e ciò nonostante, pensate, lo strumento, dicevamo prima, dell'interdittiva antimafia, che consente di, dicevamo, stoppare, no? Come una sorta di cartellino rosso, stoppare l'attività di un'azienda, quantomeno nei rapporti con la pubblica amministrazione. No, l'appalto non te lo do perché ho fatto indagini su di te e ho la sensazione, ho accertato, appurato che tu abbia in qualche modo collegamenti o sia pronto a subappaltare o che altro con realtà infiltrate, realtà mafiose. Di questo strumento si è cominciato a capire l'importanza e la strategicità un po' tardi. Il primo che ha dato un po' il colpo di reni, ecco, all'investigazione anche in questo senso, è stato il prefetto Mulas, che arrivò nel 2015-16, qualcosa del genere, e di punto in bianco dallo zero assoluto, dal vuoto cosmico che c'era su questo tipo di attività preventiva, si schizzò a un numero importante di interdittive antimafia, che fanno tanto, che sono tanto, ce ne sono state adesso un po' dappertutto, a Treviso si è parlato molto di due. E tutto questo significa, è sintomatico dell'attenzione. Adesso per esempio si è parlato in occasione del trentennale della DIA a Padova, e è stato fatto un po' il punto sulla situazione, sui punti di interesse di questa regione, che è una regione molto interessante anche dal punto di vista soprattutto, no? Turistico. Non dimentichiamo Venezia e adesso nel 2026 le Olimpiadi invernali Milano-Cortina. Quindi ci sono tante cose che attirano l'attenzione anche di quei mafiosi che ancora non sono arrivati sul nostro territorio, ma che hanno tutti i soldi di cui si diceva da investire e quindi possono puntare a... A proposito di trentennale, fra pochi giorni ci sarà il trentennale della strage di Capaci, e poi che ha preceduto di poche settimane quella di Via D'Amelio. Ecco, Falcone e Borsellino sono stati due eroi, non sono stati gli unici magistrati che hanno dato la vita per la lotta alla mafia. Ecco, si può
cercare, Presidente, di capire come però è anche cambiata la comunicazione nei confronti della lotta alla mafia da quegli anni ad oggi, perché effettivamente mi ricordo, io ero un adolescente quando successero questi fatti e i giornali parlavano di queste vicende ovviamente tutti i giorni. Oggi sono, come diceva prima Luana, in realtà bisogna continuarne a parlare, ecco. È quello che stiamo facendo come categoria oppure si potrebbe fare di più? Si può fare sempre di più. Io quando, come dicevo all'inizio, provengo proprio da quella regione, avevo 18 anni nel 92. E cosa può provare un ragazzo di quell'età quando succedono due cose del genere, una dietro l'altra? Io mi vergognavo, dicevo che schifo la Sicilia, che schifo, che facciamo? E mio padre, più saggio di me, diceva ma guarda che Falcone e Borsellino erano siciliani, tu devi essere fiero di essere siciliano come loro, non come chi li ha uccisi. Certamente credo che quello sia stata veramente il colpo di coda della mafia stragista e c'è stata una reazione politico-istituzionale che ha portato sia alla nascita della DIA alle elezioni in fretta e furia del Presidente della Repubblica. Eravamo in sospeso e dell'Essero Scalfaro che in quel momento era Ministro degli Interni, ma certamente è cambiata la percezione in tutto il Paese e quindi c'è più attenzione, è cresciuto anche il coraggio nel raccontare queste cose. Qualcuno molto più bravo di me ha detto che è triste quel paese che ha bisogno di eroi, quindi chiamarli eroi sì, però dovremmo riuscire a farne a meno. Diciamo che in questi 30 anni, ma anche negli ultimi anni, anche con tutto quello che succede a livello internazionale, si è alzato anche il livello della qualità del giornalismo. Sempre per parlare di chi conosco meglio, cioè me stesso, quando da bambino a 8 anni dicevo da grande voglio fare il giornalista, magari avevo l'idea del grande inviato che andava in giro per il mondo. Quel mondo non esiste più, ormai gli inviati veri si contano sulle dita di una mano. È cambiato il ruolo del giornalista, è cambiato il mondo dell'informazione. Dicevo poco fa con qualcuno, è stato coniato questo termine, la infodemia. Viviamo in un'epoca in cui siamo sommersi dalle informazioni, non facciamo più in tempo a metabolizzarle, a farle nostre. Siamo investiti ogni minuto della nostra giornata da un eccesso di informazioni, che non è un bene. Sì, sappiamo tutto ma non sappiamo niente. E facciamo fatica a districarci nella complessità di un mondo che ormai è diventato piccolo, perché i mezzi di comunicazione, i mezzi di informazione sono immediati e planetari. Quando, sempre per tornare alla pandemia, avevo parlato col professor Palù, che avrete sentito nominare, che nelle sue interviste citava quel detto veneziano che diceva che le epidemie, riferendosi alla peste, duravano 2 Natali e una Pasqua, per dire che in un anno e mezzo finiva tutto. E io gli ho detto, e come mai stavolta non succede? Perché quando c'era la peste, gli spostamenti avvenivano a cavallo con le navi. Ora noi giriamo il mondo in 24 ore con un aereo, quindi prima la trasmissione delle epidemie era lenta e legata alla velocità di propagazione. Oggi è immediata, per questo sta durando e durerà ancora un po'. E quindi tornando al tema del giornalismo, sia per i temi della malavita che per qualsiasi, ora parlo in modo un po' istituzionale, noi abbiamo un compito importante, cioè di cercare di mettere un po' di ordine in questa infodemia. Noi non potremo mai competere con la velocità della rete, ormai tutto succede immediatamente. E quindi i giornalisti della carta stampata, per un certo verso che ora vi dirò, e quelli della televisione per un altro, hanno dei compiti specifici. Quelli della carta stampata devono approfondire,
Noi riceviamo una notizia la mattina, la riceviamo sul telefonino, poi la sentiamo al giornale radio, poi al telegiornale a pranzo, poi in pomeriggio, poi la sera c'è anche il dibattito di Bruno Vespa. L'indomani sul giornale quella notizia l'abbiamo sentita 100 volte già, è vecchia. Come può sopravvivere l'informazione? Come può sopravvivere il giornalismo della carta stampata? Approfondendo sia sui quotidiani che sui periodici, come fa egregiamente Luana. La TV, anche la TV arriva tardi rispetto alla rete, ai social, al tweet, però ha ancora la possibilità di mettere di fronte a una telecamera e con la mediazione di un giornalista dei pareri a confronto, cosa che ci manca. A noi ormai manca il dibattito, il confronto di idee, sentire la notizia, sentire che cosa ci porta. Sì, la conosciamo, ma vogliamo approfondirla, vederla da diversi punti di vista, con diverse chiavi di lettura. E allora la televisione mantiene un ruolo di questo genere. Poi c'è tutto il mondo della rete che è enorme, che dovremo capire, anzi avremmo dovuto capire, perché ormai ci siamo dentro. È assurdo dire dovremmo capire come comportarci con la rete. La rete c'è, le informazioni ci sono, non so se l'ho già detto qui o nel corso di stamattina, scusatemi, se mi ripeto fermatemi, ma ho parlato con voi di Bezos e di Elon Musk? No, e allora meno male, non sono così rimbambito, scusatemi. Nel 2013 Jeff Bezos, che è il patron, il proprietario, l'inventore di Amazon, ha comprato per 250 milioni di dollari una testata storica americana, il Washington Post. Sembrava un investimento fuori dal mondo, a investire sulla carta stampata, che poi non è solo carta stampata perché è anche online, ma sembrava una cosa fuori tempo massimo. L'ha fatto, il tempo gli ha dato ragione. Però che cosa è successo 10 giorni fa? Che Elon Musk si è comprato Twitter per 44 miliardi di dollari, non milioni, 44 miliardi di dollari. Perché l'ha fatto? Twitter non è il Washington Post, Twitter non è una testata giornalistica. La testata giornalistica è quella che, secondo la legge italiana, è registrata al tribunale, ha una periodicità stabilita, si conosce il nome dello stampatore e ha un direttore responsabile iscritto all'ordine dei giornalisti. Norma del 1963, legge sulla stampa del 1948, noi lavoriamo con delle leggi che hanno tra i 60 e gli 80 anni in Italia. Quella è la legge. Ma Elon Musk mica ha guardato se Twitter fosse una testata registrata, è lo strumento in tasca a tutti che arriva immediatamente e sul quale poi circolano gli investimenti pubblicitari, perché non lo fa sicuramente per filantropia, è per guadagnarci. E se io leggo una cosa su Twitter, è una notizia o no? Le notizie ormai vanno dappertutto. Sta a noi cercare di capire se è una notizia verificata o meno. Sono troppo giovane per averle viste quelle trasmissioni, ma non troppo per averne sentito parlare, ma negli anni 60 c'era il maestro Manzi che faceva Non è mai troppo tardi, aveva insegnato a una generazione di italiani a leggere e scrivere. Venivamo dalla guerra, la ricostruzione. Noi oggi forse, anzi sicuramente, dovremmo pensare a una forma di alfabetizzazione digitale, l'uso delle tecnologie, l'uso dell'informazione, l'uso delle tecnologie sia nel campo dell'informazione, quindi imparare a capire dove trovare le notizie giuste, le notizie verificate, che nell'uso, questo esula dai nostri compiti, che dell'uso totale delle tecnologie. Vedo qualcuno con i capelli bianchi, non so se i vostri figli o i vostri nipoti nei mesi scorsi vi abbiano aiutato a fare lo SPID, vedo che fate così con la testa.
E noi l'abbiamo dovuto fare, lo insegniamo ai nostri genitori e ai nostri nonni. E siamo in un'epoca diversa e dobbiamo fare educazione, alfabetizzazione. Questo vale, e chiudo, scusa per la lunghezza della risposta, anche per riconoscere la buona informazione, ma senza quegli schemi che ci hanno accompagnato fino ad oggi. La notizia può essere buona, verificata, scritta bene e seria, anche se non è più su un giornale. Dispiace dirlo, detta da Presidente dell'Ordine sembra un paradosso, ma dobbiamo imparare a convivere con questa nuova realtà. Vabbè, è una presa di coscienza della realtà, assolutamente. Leggo nel sottotitolo di Mafia Nord-Est Luana, corruzione, riciclaggio e disastri ambientali. Allora, visto che il tema fondamentale del nostro festival è ecosistema, parliamo di questi disastri ambientali, anche perché la mafia effettivamente si è andata a infilare anche, ad esempio, nel business del riciclaggio dei rifiuti o comunque del... Ecco, cerchiamo di capire, poi andiamo verso la conclusione, anche perché stiamo già sfociando nel tempo dell'incontro successivo, questo tema per capirne meglio. Guarda, sarò breve per essere un po' più efficace. Dici disastri, no? Allora, quando dici disastro ambientale, in Italia spesso, e lo associ ai rifiuti, pensi alla terra dei fuochi. No? Tanto per dire, e quindi torniamo in Campania, che c'entriamo noi, no? Anche se magari glieli abbiamo mandati noi i rifiuti, ed è anche così. E pensi al Casertano, e pensi a quei mascalzoni, no? Che hanno avvelenato i terreni e fatto nascere bambini malati o ammalato persone che vivevano e respiravano quell'aria. E invece con il collega Di Nello in Crimini a Nord-Est e prima anche con Giampiero in Mafia Nord-Est ci siamo chiesti ma qual è appunto il business, posto che questa è una terra dove convivono tutte le mafie perché c'è spazio per tutti, qual è il business, l'affare, il redditizio per eccellenza di cui tutti hanno bisogno e quindi sul quale pure non ci sarà concorrenza tra le varie consorterie? I rifiuti, il traffico di rifiuti, lo smaltimento dei rifiuti. E cosa significa? In che cosa consiste il business? Io, imprenditore, produco, per esempio un petrolchimico, no? Produco insomma, rifiuti importanti che vanno smaltiti, ma anche io comune che faccio la raccolta differenziata, poi quei rifiuti urbani devo smaltirli. E allora mi rivolgo alle ditte, alle aziende che si occupano di questo. Se mi si presenta un'azienda che mi propone un buon prezzo e io lo pago, io il mio l'ho fatto, poi è a fare loro, no? Smaltirlo. E che cosa è successo a Nord-Est? È successa una cosa molto simile a quella che è successa nella Terra dei Fuochi, con una differenza metodologica. Cioè, mentre per farli sparire, no? Questi rifiuti, perché poi appunto faccio a modo mio e quindi io devo avere costi zero, insomma, devo soltanto guadagnare, lucrare su questa attività, su questo servizio che faccio alla comunità piuttosto che al privato. Anziché interrarli, sotterrarli, si sono pensati bene a Nord-Est di sfruttare tutti gli spazi vuoti, ossia tutti i capannoni vuoti. Questa è una terra di piccole e medie imprese, si diceva, e qui le attività nascono e muoiono, insomma, è anche abbastanza fisiologico. E tante volte i capannoni quindi restano sfitti, restano vuoti, sono abbandonati. Quale soluzione migliore che prendere i camion e indirizzarli verso quei capannoni, stipare tutti i rifiuti tossici o non tossici dentro quei capannoni, e questo è quello che è successo da noi. Il risultato è lo stesso, perché loro fanno affari e noi viviamo in un ambiente inquinato. E nel momento in cui una qualsiasi inchiesta giudiziaria riesce a aprire, riesce ad arrivare, ad annusare l'odore, la puzza, poi tante volte il problema è che se sono rifiuti chimici, se sono rifiuti industriali non puzzano neanche, quindi rimangono anche chiusi per anni, rischiando di diventare anche bombe esplosive, cioè situazioni esplosive, no? Quindi bombe ecologiche.
Nel momento in cui comunque le forze dell'ordine arrivano, aprono il capannone, parte l'inchiesta e non si trova il responsabile, o meglio si trova il responsabile, ma il proprietario di quel capannone non è responsabile perché l'ha semplicemente sfruttato, utilizzato, i costi ricadono sulla comunità, perché a smaltire quei rifiuti deve essere il sindaco o insomma comunque l'amministrazione sulla quale si trova, insiste il capannone. Questa è una situazione che ha accomunato il Friuli, il Venezia Giulia, così come il Veneto, tant'è che noi raccontiamo, per esempio, come emblematica di questa storia di veleni, sostanzialmente di questa macchina proprio di veleni, raccontiamo la storia di un'azienda, EVS si chiamava, che fu, perché parliamo di cose che si stanno perpetuando nei giorni nostri, perché, ecco, è una storia arcinota questa, ormai arcinota, perché i giornali si riempiono pagine di inchieste che una dietro l'altra, adesso come funghi, effetto domino, stanno portando a disvelare questa situazione in molti territori del nord-est. Ma a radici lontane. Siamo nel 2002, questa EVS viene costituita alla Camera di Commercio proprio di Udine, perché stiamo parlando di un comune della provincia di Udine, ed è un'azienda che ha nella ragione sociale la gestione, lo smaltimento e la gestione di cave e smaltimento di rifiuti. Nel consiglio di amministrazione il proprietario è un veneto, di Rossano Veneto, il presidente del consiglio di amministrazione è un friulano. Insieme che cosa fanno? Come prima cosa, una volta costituita, individuano un capannone. Lo individuano in provincia di Padova, se non ricordo, Padova. Ed era uno insomma, collegato al proprietario, va bene. E cominciano ad accumulare, pagano il primo mese di affitto di questo capannone e poi spariscono, cioè smettono di pagare. Cosa succede contemporaneamente? In Lombardia la polizia di Brescia e la forestale e la polizia di Brescia decidono, il corpo forestale di Brescia, decidono a un certo punto di seguire il tracciato come bisognerebbe fare sempre in tante situazioni, a cominciare da quella dei rifiuti per arrivare poi a capo, al bandolo, insomma, e decidono di seguire il tracciato dei camion. Dice, vediamo dove vanno a finire i rifiuti delle nostre aziende, delle nostre industrie. Cammina, arrivano a quel capannone in provincia di Padova, lo aprono e trovano, e siamo nel 2003, e trovano tonnellate di rifiuti stipati, balle di rifiuti stipati. Ovviamente la movimentazione nel frattempo era stata molto maggiore, però insomma si calcola un giro d'affari di 13-16 milioni di euro circa, e quindi la situazione viene bloccata. Intanto i due, il friulano e il veneto, che avevano la EVS, la vendono, perché alla prima avvisaglia, cioè al primo controllo, capiscono che è il caso di tagliare la corda, quindi vendono l'azienda, la vendono poi peraltro a un altro imprenditore, che è un imprenditore un po' sui generis, perché è un albanese che abita a Roma, che è nulla tenente, però ha intestato già un'altra azienda, quindi sempre il discorso delle teste di legno e via dicendo, e spariscono. E la storia poi si è ripetuta così negli anni a seguire. Ecco che quindi anche noi non possiamo assolutamente dirci esenti da situazioni pericolose, disastri ambientali. Siamo in conclusione, arrivano domande dal pubblico, c'è qualcuno che... Prego. Non abbiamo il microfono stavolta perché l'abbiamo perso prima, quindi alzi la voce. che comunque sono presenti tanto quanto le nostre
Concorrenza. Sì, concorrenza, ma senza farsi concorrenza, Sì. in realtà. Anche in questo caso, anzi, ci sono alcune etnie si mettono al servizio, penso al traffico di droga, si mettono al servizio dell''ndrangheta in particolare, la cui principale fonte di arricchimento deriva di liquidità, arriva dal traffico di droga. E penso alla mafia nigeriana che gestisce, che si arricchisce. Noi abbiamo parlato nel libro delle famose 3D. E la mafia nigeriana risponde perfettamente a questa circolarità. Donne, la mafia nigeriana è nota per la tratta delle donne, denaro, perché le donne producono denaro che viene investito nell'acquisto di droga in una girandola criminale, in una spirale criminale, insomma, che non finirà mai fin tanto che ci sarà domanda e di prostituzione e di prostituzione non protetta, perché poi insomma uno è libero di fare quello che vuole, ma non rendendo le donne schiave, e fin tanto che ci sarà domanda, e ce n'è tantissima, di droga. E la mafia cinese, ecco, torno sempre, visto che parliamo di approfondimenti del giornalismo poi che fa inchieste, che approfondisce, ne abbiamo parlato, abbiamo fatto sempre un servizio sull'Espresso qualche mese fa con lo stesso collega Antonio Fraschilla, e sulla mafia cinese, che si sta comprando tutto, si è già comprata grosse fette di turismo, di imprenditoria. Io vengo dal Friuli Venezia Giulia e quindi dal Friuli, e quindi tappezzerie, ma anche qui c'è il distretto tessile anche in Veneto, e una delle loro specialità di questa comunità chiusissima, no? Perché impenetrabile, e anche questo consente loro di riuscire a essere invisibili, visibili alle forze dell'ordine, ma invisibili poi quando si tratta di tirare le fila. Perché una delle caratteristiche è quella di fare vivere le loro imprese, le loro aziende, spesso cartiere, spesso funzionali anche quelle, semplicemente a giri d'affari illeciti, e 3 anni la istituisco, faccio la mia attività, ma non verso nulla al fisco, sono evasore totale. Il secondo anno, magari forse qualcuno si accorge che il primo anno non ho versato, e comunque quando vengono a bussarmi alla porta dico: oh cavoli, non trovo i libri contabili, adesso datemi il tempo di cercarli. Il terzo anno chiude e viene magari intestata a uno dei dipendenti schiavi che lavorava per conto loro, oppure al fratello, in una continuità. Per esempio, un comandante della Guardia di Finanza di Venezia ci diceva che in un caso la stessa azienda era stata passata di mano 17 volte, e per 17 volte era riuscita a sfuggire ai controlli, alle maglie, insomma, del fisco. Altra cosa, il nero, altra cosa, tutto questo alimenta masse di nero. E c'è stata una interessantissima indagine condotta dalla Guardia di Finanza di Pordenone, che ha interessato anche il Veneto, e coordinata dalla DDA di Trieste, che ha dimostrato come si fosse venuto a creare una sorta di patto criminale tra personaggi cinesi, non necessariamente mafiosi, cioè questo genere di personaggi cinesi, cioè di evasori totali, e criminalità organizzata italiana, che incrociavano i rispettivi interessi. Gli italiani smaltivano traffici e operavano nel traffico illecito dei rifiuti, acquistando materiali ferrosi in nero e poi facendo fatture false per giustificare, per scaricare l'IVA. I cinesi mettevano a disposizione le banche cinesi per poter evadere questi soldi, e poi quei soldi tornavano in Italia in contanti, o meglio no, e poi contestualmente tutto questo veniva restituito appunto agli italiani. Ma questo meccanismo, che adesso su quello non mi soffermo perché vi ho fatto anche fin troppa confusione, consentiva alla comunità cinese che aveva raccolto il nero di trasferirlo attraverso queste movimentazioni italiane in Cina, quindi nella madrepatria, eludendo quindi, cioè sparendo, no? Già era tutto il nero che avevano accumulato, ma grazie alla criminalità italiana riuscivano a farlo arrivare sotto mentite spoglie
moglie alla criminalità, alle banche cinesi, quindi farle arrivare in madrepatria. Quindi c'è un mondo che ci circonda, e in una città così bella, per esempio, che non si vede. No, è questo il fatto, che non si vede. Invece noi vorremmo che venisse a galla per poter essere tutti quanti, giocare tutti quanti alla pari, no? Cioè avere tutti le stesse occasioni, le stesse possibilità. Allora, se io pago le tasse, perché non le deve pagare anche lui le tasse completamente? Se io sono un dipendente, insomma, ma poi qui si apre un mondo che insomma. Ecco, infinito. Non credo ci siano altre domande. Ce n'è una però velocissima, perché siamo veramente in chiusura. Guardi, per esempio a Lignano si sta facendo un'indagine, cioè per dire no, assolutamente no, perché non ha odore, insomma, gli interessi sono da una parte così come dall'altra, è politicamente trasversale la mafia, la criminalità. Per esempio a Lignano bisogna porre molta attenzione, dicono gli investigatori, alla vigilia di qualsiasi tornata amministrativa, all'improvviso aumento di residenti in quel determinato comune dove si va a votare. È successo per esempio a Lignano, e c'è questa inchiesta in corso da parecchi anni peraltro, sulla quale vige un certo segreto investigativo, dove è stata notata questa emigrazione di campani verso Lignano, che è una cittadina di 4.000 abitanti, che poi un po' come tutte le città del litorale veneto esplode d'estate. Questo avveniva, quindi si ipotizza che avessero portato voti ad un candidato che peraltro è anche campano, che poi non è stato eletto, però ha avuto la maggioranza dei voti, ottenne. Questo avveniva con una certa, lui apparteneva ad una certa compagine politica, e le indagini sono andate avanti, il colore politico è cambiato, ma la modalità è stata replicata anche con gli altri. Questa è un'ipotesi investigativa, questo per dire che insomma nessuno disdegna un voto purché arrivi. Allora, facciamo salire gli omaggi per i nostri ospiti. Ancora un applauso per Luana De Francisco e Giuliano Gargano. Vi ricordo Mafia a Nord-Est e Crimini a Nord-Est, 2 inchieste. Non so se è già in arrivo una terza puntata di questo tipo di libri che stai già... Ci stiamo pensando con una collega, vediamo se riusciamo. Il tempo è tiranno, purtroppo. Il tempo è tiranno. Speriamo di no, ma... Sì, da un certo punto di vista, però purtroppo invece, Giuliano, serve, è importante. Quindi un applauso veramente a chi si spende per questo tipo di inchieste, perché ce ne vuole. Quindi un omaggio da parte del festival, con i prodotti anche dei nostri sponsor, sia quelli vitivinicoli, la cantina di Monteforte e la cantina di Negrar, e poi lo faccio dire a sì, diciamo che si collega anche con le questioni della mafia nigeriana, eccetera. Vedete che questa borsa un po' particolare è stata personalizzata per il festival, è realizzata da donne vittime di tratta, grazie all'impegno di D-Hub che ce le ha fornite. È un atelier di riciclo creativo, quindi utilizza i banner che trovate per la città, loro li recuperano e li fanno diventare materiale creativo, dando lavoro e formazione a queste donne. Grazie. Grazie. Grazie.